Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo riprendendo un tema con il quale avevamo chiuso l'ultimo appuntamento. Parlavamo di prezzi, della tempesta perfetta dei prezzi che hanno coinvolto soprattutto due settori, quello delle costruzioni e quello dei trasporti. Una settimana fa eravamo nella sede della CNA, oggi siamo nella sede di Confapi Sardegna e in particolare negli uffici dell'ANIEM, che è l'Associazione dei Costruttori della Piccola e Media Industria Regionale. Siamo con Andrea Virdis, ben trovato Presidente, quindi una tempesta dei prezzi che vi sta creando grandissimi problemi. Una riflessione giusta, più che giusta e più che equa, anche perché a detta di questo noi stiamo uscendo da un periodo di grande crisi, okay? Poi ci hanno dato la mannaia dal cielo con questo 110%, che ben venga, per amor di Dio, e ha creato, come dire, lavoro, grandi aspettative, certo che sì, ma su tutto questo noi ne siamo entusiasti, però poi cosa è successo? Che tutto quello che noi compravamo a un prezzo molto inferiore, oggi quantomeno il minimo si è duplicato, per non andare a certi prezzi come il ferro che si è triplicato. Parlo del mio settore, io mi occupo prettamente di ponteggi e una basetta, che era una basetta che prima pagavo 6 euro, oggi mi costa 18 euro. Quindi cosa voglio dire con questo? È vero sì che è aumentato il lavoro, ma c'è tanta forma e poca sostanza, nel senso che se prima siamo usciti da un periodo di crisi nera, ci hanno dato la mannaia che c'è dal cielo col 110, col nuovo piano case, che poi tra l'altro anche quello è stato impugnato, se andiamo un velo pietoso in merito a quello, comunque sia, rimane non sostanza ma molta forma, cioè se un metro quadro di ponteggio che costava orientativamente a partire da 12 euro al metro quadro, il prezzo è rimasto sempre uguale, i prezzi sono aumentati, per non parlare del legname, un metro cubo di legname prima costava intorno ai 300-320 euro per metro cubo, oggi ne costa di lì a poco 1000-1100, quindi dov'è il benessere che noi andiamo a recuperare o a riprenderci tenendo in piedi le aziende per 20 anni in crisi. Abbiamo mantenuto duro, ci siamo sacrificati, ci abbiamo speso quei pochi risparmi che avevamo messo da parte in passato e oggi ci troviamo comunque a sacrificare perché non è congrua la cosa, non è coerente, non c'è congruità. Lei è alla guida dei costruttori della piccola e media impresa da circa un anno. Quindi ha attraversato un momento positivo che era quello che era trascinato dalla super bonus. Adesso state accusando la fase della flessione. Certo che sì, è un contraccolpo, perché noi abbiamo preso atto che è incrementato il lavoro, ok? Parliamo di quello che è il lavoro, di sostanza del lavoro. È cresciuto a dismisura il lavoro, però
quello che rimane in casa, perché noi facciamo gli imprenditori, perché noi è aumentato il costo della manodopera, è aumentato il costo perché non parliamo anche dei contributi e dei tributi che dobbiamo versare per i nostri dipendenti. Perché ahimè un dipendente oggi, così in linea di massima, abbiamo tracciato una linea, costa intorno a 3.000 euro al mese. Queste qui, come numero di ore di lavoro riusciamo ad affrontarlo, però come reddito non c'è il ritorno con questo aumento dei prezzi. Non c'è il ritorno, quindi continuo a dire che c'è molta forma, poca sostanza. E chi ci rappresenta oggi, cioè si deve prendere a cuore il problema dei prezzi. Il prezziario regionale è fermo al 2018, quindi in merito a questo vogliamo darci una mossa, vogliamo riprenderlo in mano. Non è una competenza mia, è una competenza di chi fa politica, di chi ci rappresenta e di chi ci dovrebbe tutelare. Quindi continuo a dire, ben venga il 110, ben venga tutto quello che è nel comparto dell'edilizia, ma con questo aumento dei prezzi dove vogliamo andare? Che ci metta nei panni, per non parlare poi della burocrazia, stendiamo un velo pietoso anche su quello. Le nostre aziende, perlomeno per quelle che rappresento io, sono tutte piccole e medie aziende e sono prettamente di struttura familiare, la conduzione familiare, perché c'è il classico muratore con 2 dipendenti, 3 dipendenti, o il figlio o il cugino diventa un parentato, poi, no? Giusto? La mattina questa figura, questa piccola impresa si alza se il muratore deve piazzare blocchetti. Il suo interesse, più blocchetti mette, più malta consuma, più guadagno porta a casa. Allora, per queste 3 persone abbiamo bisogno di altrettante figure burocratiche, perché c'è tanta di quella carta che Dio ne scampi liberi. Vi faccio un esempio. Per preparare un ponteggio, per avere l'autorizzazione alla messa in opera, di quante certificazioni c'è bisogno? Che è giusto che sia così, è giusto che sia. Innanzitutto dobbiamo avere la gente formata e informata, dobbiamo avere gli addetti in quota, che devono fare un corso appropriato per montare e smontare i ponteggi. Ci vuole specializzazione. Ci vogliono gli attestati. Quello è giusto che sia perché insomma, dobbiamo dare anche una linea a quello che noi stiamo andando a parare, quello che stiamo andando a fare. Ma non basta, come se non bastasse, scusate, dobbiamo aggiungere il PIMUS, piano di installaggio, uso, montaggio e smontaggio ponteggi, che va. Dobbiamo preparare un POS, piano organizzativo di sicurezza. Questo 20 anni fa non succedeva perché noi eravamo più d'azione, ok? Cioè il lavoro andava sviluppato in cantiere. Oggi, prima di arrivare in cantiere, deve sviluppare molta burocrazia, tanta burocrazia. Ci va un permesso di diritto di suolo, PIMUS, POS, certificazioni, addetti in quota, per non parlare anche degli organi competenti che ci controllano, che vengono sì in cantiere ed è giusto che vigilino, è giusto, per amor di Dio, tanto di cappello, ma c'è anche da dire che non vengono a controllare, e più quello che ci vessano, perché poi incombiamo in tante sanzioni, cioè non c'è la premessa, metti a posto il cantiere e poi ripassiamo, no, sanzione. Quindi, aumento dei prezzi. Insomma, siamo, come dire, non perseguitati, ma siamo lì perché purtroppo, questo è un dato dall'improvvisazione. Oggi il comparto si è specializzato, perché prima esisteva il muratore che faceva dalla fondamenta, giusto, e arrivava al coppo. Oggi no, si è settoriata la cosa. Ben venga, ognuno, c'è il pavimentista, c'è il capottista, c'è l'intonacchino, c'è il ponteggiatore, nel mio caso, questo che noi insomma già da qualche anno che lo facciamo. E ben venga, no, settoriare i lavori, ma a questo però ogni settore ha le sue problematiche, sia per la carta, per non parlare poi del costo degli operai, che è molto esoso, e aggiungo anche nel dire che non si trovano maestranze. Cioè abbiamo il lavoro ma non si trovano specializzazioni, dovuta dal fatto che con il reddito di cittadinanza oggi, ma per amor di Dio, chi è indigente oggi,
giustamente deve essere aiutato, questo non si nega a nessuno, un bicchiere d'acqua, un tozzo di pane non si nega a nessuno, è giusto che sia. Ma molta gente fa anche un rapporto, dice a me, come reddito di cittadinanza, attenzione, non sto puntando il dito per chi è a casa, che no, non voglio crearmi nemici che non ho, sceglie, dice io prendo 700 euro a casa senza far niente, al fronte di 1200 euro che mi spettano in busta paga su 3000 che ne paga l'azienda. Questo può essere superato ritornando al nero, quindi un'evasione che era cancellata durante il periodo del super bonus dove tutto doveva essere documentato, adesso si sta tornando indietro. No, il problema è che non si trovano maestranze, cioè non sta tornando indietro. Sta tornando indietro, quindi abbiamo rotto un patto tra generazioni, perché io mi ricordo da bambino, abbiamo fatto tutte le scuole primarie, le secondarie, poi alla secondaria, una volta che tu non avevi voglia di studiare, ti metteva a scegliere tuo padre, o mio padre, o chi per lui. Dice, o studi o vai a lavorare. Ma oggi li mandiamo a studiare, ma li vogliamo portare in cantiere? No, il più giovane oggi in cantiere da me ha 40 anni. Non c'è una nuova generazione. Non c'è una nuova generazione. Anche perché il ritorno al reddito di cittadinanza è preferibile che la mamma o il padre o chi per esso dice figlio mio stai a casa con 700 euro, altro che prenderne 1200 in cantiere. E quindi non stiamo crescendo come maestranze, non stiamo formando, non stiamo informando. Quindi a me, mio padre mi ha lasciato quantomeno un mestiere. E mi ha messo a scegliere. Io cosa le faccio scegliere a mio figlio? Voi cosa le fate scegliere? I miei colleghi, o meglio chi rappresento, cosa le fanno scegliere ai figli? Almeno io ho una risposta, gli ho dato una risposta. O studi o vai in cantiere. Oggi tu lo manderesti tuo figlio con 11 numeri, con una partita IVA, ma anche no, con tutti questi problemi che ne conseguono. Quindi non abbiamo maestranze. Cioè sta diventando una cosa molto, molto problematica. Che secondo me, poi sono punti di vista, attenzione, si può risolvere come? Creando corsi di formazione e informazione che ci sono, per amor di Dio, inserendo la gente nei cantieri, formandole, insegnandole quello che è il mestiere. Ma oggi trovare un muratore è una mosca bianca. Trovare uno specializzato, su tutti i settori però, attenzione, non è solo nel mio, su tutti i settori. Parliamo anche del settore turistico che non è mia competenza. Prima un aiuto cuoco lo trovavi sotto casa, dappertutto. Dopo che è nato il reddito di cittadinanza, nel nostro settore alberghiero hanno avuto tanta difficoltà a trovare un lavapiatti, un aiuto cuoco. Le si immagini nel cantiere che è ancora peggio, un manovale a impastare. Ma no, io mi prendo i 700 euro, io mi prendo gli 800 euro, un pezzo della pensione della nonna e andiamo avanti. Quindi si è creato un circolo virtuoso, no? Vizioso più che virtuoso, vizioso, e agiato, ha calmierato tutto, ha addormentato l'economia. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino.
Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Che 12 mesi fa si era registrata una crescita del traffico del 56% nonostante l'assenza dei turisti stranieri. Quest'anno il programma è ambizioso, con il sogno di riprendere il passo del 2019. I voli programmati sono oltre 18.000 per un totale di 91 destinazioni, tra cui 15 nuove rotte. 38 sono i collegamenti nazionali e ben 53 gli internazionali, con 13 nuovi collegamenti diretti. Gli irlandesi di Ryanair si confermano il principale vettore con l'aumento di oltre il 50% dei collegamenti con Cagliari, con il terzo aereo di base già da maggio al Mario Mameli. Volotea porta a 11 le destinazioni del suo network internazionale che nella Summer 2022 comprenderà 5 novità: Bilbao, Hannover, Lilla, Nizza e Strasburgo. Al terzo posto EasyJet, che conferma i voli per Basilea, Berlino, Ginevra, Londra e Parigi. E poi tutte le altre compagnie, da British Airways a Air France a KLM. Ora lo scalo di Cagliari si prepara a un'estate in linea con i livelli di traffico pre-pandemici, se non addirittura superiori, compatibilmente con l'evoluzione degli scenari geopolitici attuali. Sarà una stagione, se tutto va bene, da record. I numeri ci sono. 91 collegamenti, 53. La vera notizia è questa: 53 collegamenti sono internazionali. Finalmente ritorna il turismo internazionale. Arriva la gente da tutta Europa, la destinazione Sardegna è fortemente richiesta. Quindi questa è la vera notizia. Il lavoro dell'aeroporto di Cagliari, ma di tutti gli aeroporti a Sardegna, dell'attività dei porti, veramente è nobile, va riconosciuto questa grande responsabilità e professionalità, perché adesso loro hanno il dovere di creare dei collegamenti sia aerei che navali, però poi noi abbiamo il dovere di offrire servizi, la qualità, l'ospitalità. La Sardegna è richiestissima e lo si vede da questi numeri, anche da questa conferenza stampa, però poi dobbiamo attrezzarci, perché se mettiamo molte iniziative, e questo l'abbiamo avuto anche lo scorso anno, questo pensiero, che tu ospiti i campionati del mondo
e poi ti trovi dei campioni del mondo a portarli all'ostello della gioventù, perché non c'erano posti letto. Quindi va bene portare la gente, ma bisogna anche dare servizi. Quindi dobbiamo fare un ragionamento adesso negli investimenti veramente di continuare nella qualità dei servizi. Dobbiamo cambiare veramente il modo di ospitare la gente e garantirgli veramente la qualità, perché la Sardegna è unica e promuove unicità. Oggi è a Roma per presentare il Memorial Galeazzi, ma tutti gli altri eventi sportivi programmati lo scorso anno saranno confermati? Io sto aspettando che mi dia l'ok il Presidente per la copertura finanziaria. Ho già raccolto circa 60 eventi sportivi di livello internazionale, il doppio dello scorso anno. Pensate quanta gente arriva, lo scorso anno è stato un boom, quest'anno abbiamo una possibilità unica. Ho catturato eventi da tutte le parti del mondo e campionati poi internazionali, quindi di spicco. Se è stato un successo lo scorso anno, quest'anno sarà molto di più. Ecco perché prima dicevo dobbiamo prepararci per l'ospitalità. I collegamenti adesso ci sono, si stanno garantendo, non sarà un problema di collegamenti che verranno messi in discussione, ma quello di poter certificare e offrire la garanzia dell'ospitalità. Si riparte con progetti ambiziosi? Si riparte con la dovuta cautela, vista la situazione internazionale, però con un cauto ottimismo. Abbiamo molti movimenti dalla Russia di norma? No, di norma non sono così tanti, sono prevalentemente però voli di aviazione generale, quelli della business jet per intenderci, che siamo praticamente certi verranno a mancare. Dal punto di vista dei voli di linea la Russia avrebbe offerto, ma noi ancora speriamo che possa offrire, perché manca ancora un po' di tempo, un collegamento o due alla settimana con Mosca tramite SS7 e la Siberian Airlines, però chiaramente è tutto fermo, tutto bloccato. Quali sono le grandi novità della Summer 2022? Le grandi novità della Summer 2022 sono il ritorno di tante rotte internazionali. Abbiamo 53 rotte internazionali sulle quali facciamo molto affidamento. L'anno scorso, come ricorderete, è stata un'estate molto importante, ma con una prevalenza quasi assoluta di voli nazionali, di passeggeri nazionali. Quest'anno i segnali che abbiamo sono molto importanti da quel punto di vista, quindi confidiamo di avere un bel ritorno internazionale finalmente. Abbiamo visto lo scorso anno più 56% il dato complessivo. Qual è l'obiettivo che si pone Sogair per la nuova stagione? L'obiettivo che ci poniamo è quello di chiudere il 2022 con 3.200.000 passeggeri. Siamo ancora lontani evidentemente dai passeggeri del 2019, ma sempre più vicini. È chiaro che dobbiamo essere cauti, visto che il periodo è quello che è e ancora non sappiamo gli sviluppi che si potrà avere per quanto riguarda la situazione internazionale. Renato Branca, uomo di Meridiana per una vita, ma anche molto vicino ai temi di Alitalia. Oggi abbiamo questa proposta di ITA Airways che per un anno vuole gestire la continuità territoriale senza compensazioni. Siamo piacevolmente sorpresi da questa importante novità, devo dire abbastanza inaspettata, nel senso che ci aspettavamo che potesse effettivamente partecipare alla gara, alla proposta, alla manifestazione di interesse senza compensazione per i 6 mesi prima del bando. Arrivare a proporre un anno, quindi comprendendo anche l'inverno prossimo, ci fa assolutamente piacere, perché evidentemente la richiesta c'è e le compagnie ITA in primis ne sono assolutamente consapevoli. Beh, al momento i segnali sono molto positivi, purtroppo per il Nord America i mercati americani sono rallentati per motivi della guerra, però siamo ben propensi ad avere una stagione come gli anni passati prima del Covid. Ecco, lei nell'ultimo periodo è stato negli Stati Uniti, ma perché gli americani non vogliono venire in Europa? Beh, al momento c'è la guerra che loro hanno paura, quindi ricordiamoci che per loro l'Ucraina è Europa, quindi difficilmente riescono a posizionare geograficamente tutti questi chilometri. Per quel che riguarda gli altri mercati, quale sarà il più importante della stagione 2022? Beh, anche per i collegamenti aerei di sicuro il mercato italiano e poi naturalmente tutto il mercato di lingua tedesca e parte del mercato inglese. La Francia quest'anno ha anche aumentato molto i voli, infatti la settimana scorsa proprio eravamo in Francia che ha ribadito l'interesse per questa isola che è sempre molto forte. Parliamo di ITA Airways.
Bellissimo. Il collegamento per ITA per noi è importante, specialmente per i mercati long haul. Mi spiego meglio. Se io dovessi arrivare dagli Stati Uniti per venire in Sardegna devo fare scalo a Fiumicino, quindi io se non cambio bagaglio, quindi vado in transito, per me è più facile arrivare in Sardegna. Cosa voglio dire? Prendo un volo dal Nord America, arrivo a Fiumicino e con lo stesso biglietto poi arrivo a Cagliari, quindi non devo né fare i controlli di sicurezza né sbarcare e rimbarcare i bagagli, ma è un viaggio unico. La partenza è per Pasqua? La partenza sì, per noi non è per Pasqua, un pochino più avanti, però molti colleghi per Pasqua stanno iniziando ad aprire. E la chiusura per quando si prevede? Sempre fine ottobre per noi, quindi rimane una bella data di periodo di vacanze scolastiche dei mercati del Nord Europa. 18.000 voli e 91 destinazioni, grandi novità per questo Summer 2022. Quanti posti offrono 18.000 voli? Diciamo un bellissimo aperitivo in previsione dell'estate, quindi soprattutto avremo il primo vero banco di prova fra poche settimane con la Pasqua, che quest'anno vede, a differenza di magari anni passati, già sostanzialmente un buon 80% dell'operatività di quello che avremo poi nei mesi di punta estivi, già programmabile, già acquistabile anche per la Pasqua. Come numero di posti sfioriamo i 4 milioni di posti offerti, chiaramente la situazione è in continua evoluzione, quindi le compagnie stanno poi pian piano anche cercando di capire quali saranno i mercati più attrattivi, più captive, come dicono gli inglesi, soprattutto perché quest'anno dovremmo avere una competizione leggermente più ridotta, soprattutto di quei paesi nella fascia ad est del Mar Adriatico, che invece l'anno scorso, soprattutto le aree dell'ex Jugoslavia, hanno dato del filo da torcere a tante destinazioni italiane. Quando parliamo di 4 milioni di posti, sì, e di norma si va tra il 70 e l'80% Corretto. Nei mesi estivi di riempimento, vuol dire che oltre 3 milioni di persone potranno viaggiare verso la Sardegna. Questo diciamo è quello che ci auguriamo, cioè che ci siano dei valori di load factor decisamente superiori a quelli dello scorso anno, dove abbiamo avuto un agosto splendido, chiaramente con dei coefficienti di riempimento incredibili, ma i mesi spalla, quindi per intenderci aprile, maggio e poi anche settembre-ottobre, hanno su alcune destinazioni soprattutto internazionali sofferto un po' anche per via delle restrizioni. Pensate che lo scorso anno il mercato inglese, che per noi solitamente è il secondo mercato, grazie alle restrizioni che c'erano per arrivare in Italia da quel mercato, è sceso all'8° posto. Quest'anno ci auguriamo che riprenda la sua posizione, un mercato molto ricco, molto interessante, che piace ai nostri resort, alberghi, per un mercato assolutamente high spending. Abbiamo già fatto una riflessione con l'amministratore delegato Branca sul fatto che è arrivata questa notizia dell'impegno di Iter Airways verso la Sardegna. È veramente una bellissima novità. Sì, è sicuramente una novità e una sorpresa, devo dire. Ovviamente noi abbiamo letto la notizia, attendiamo che Regione Sardegna ci comunichi poi effettivamente se l'offerta è in linea con quanto abbiamo letto dal loro comunicato stampa. Non abbiamo certo nessuna perplessità, ma l'ufficializzazione dovrà arrivare da loro. Approfitto comunque per dire che anche con Volotea in questi mesi abbiamo avuto una ottima collaborazione, hanno fatto davvero dei passi da gigante. Pensate a un vettore low cost che si deve reinventare per introdurre tutta una serie di temi che solitamente quel vettore non ha, ma che invece la continuità territoriale richiede. Pensiamo alle barelle, pensiamo ai minori, pensiamo al trasporto degli animali in cabina, eccetera. Quindi credo che comunque potremmo anche aspettarci qualche contromossa da parte di Volotea. Stiamo a vedere. Sergio Ghiani, che si occupa del settore immobiliare a Villa Simius, sicuramente è il polso della situazione. Come sarà quest'estate 2022? Ma sarà un'estate all'insegna della tranquillità. Stiamo lavorando affinché il turismo non abbia dei contraccolpi dovuti alla brutta situazione internazionale che si è creata. Ovviamente ci dispiace tanto perché una piccola fetta di mercato verrà a mancare. Una fetta di mercato che riguarda il turista russo, ma allo stesso tempo c'è il ritorno del traffico internazionale che è mancato nell'ultimo periodo causa pandemia. Sì, sicuramente la presenza degli stranieri sarà significante in bassa stagione. Ovviamente Villa Simius vive di un mercato nazionale, nei mesi di luglio e agosto sappiamo benissimo le presenze
italiane arrivano al 95% rispetto al 5% di stranieri, mentre in bassa stagione perderemo, diciamo, la fetta dell'est a vantaggio magari del ritorno della Francia e della Svizzera, che iniziano già a contattarci. Sergio Ghiani, come assessore al turismo, ha promosso tante manifestazioni di carattere sportivo, soprattutto per quel che riguarda la vela, il mare. Saranno confermate nel 2022? Ovviamente vi parlo da consigliere comunale, non più da assessore, per i noti fatti amministrativi che il comune sta vivendo. Lo sforzo di tutti i cittadini e tutti gli amministratori è quello di portare le manifestazioni veliche più importanti a livello nazionale, queste sono confermate, così come è prevista anche la partenza del Giro di ciclismo femminile come prima tappa sarda a luglio. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. La Setrand, azienda leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
momento è quello giusto. Agricoltura e fotovoltaico sono la scommessa vincente per lo sviluppo della Sardegna. Ne è convinto il team di Progettica, azienda leader dal 2005 nel settore delle energie e delle rinnovabili, che presenta il suo piano d'azione per far crescere l'isola, puntando sulla produzione da fonti alternative. L'iniziativa, che vede la partecipazione di amministratori comunali, professionisti del settore, docenti e studenti, si inserisce nel più ampio contesto della missione Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'idea portante alla base del progetto è quella di portare avanti un'agricoltura mediterranea sostenibile, innovativa e quindi competitiva, con l'utilizzo di macchinari elettrici all'avanguardia e fonti rinnovabili per abbattere i costi dell'energia. Nel corso dell'incontro sono stati anche resi noti gli ultimi dati dello studio Enea sulle opportunità degli impianti agrofotovoltaici, che possono contribuire in maniera significativa ad aumentare la resilienza del settore agroalimentare rispetto agli impatti del cambiamento climatico per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. La mia prima esperienza è stata quella di realizzare parchi nelle aree industriali in Sardegna e in giro per il mondo. Infatti da quell'esperienza poi è nato l'agrofotovoltaico, perché Progettica, che è una società di mia costituzione, è sorella di Antichi Poderi della Marmilla, che è una società che andava a valorizzare delle aziende di 400 anni. Quindi abbiamo fuso l'innovazione, la produzione di energia con la valorizzazione del comparto agricolo. Infatti noi crediamo molto che i vecchi parchi che noi facevamo sulle aree industriali si possano unire hub di sperimentazione agricola, su cui noi abbiamo puntato moltissimo. Infatti alcuni impianti prevedono la sperimentazione del mango, ad Arzachena in Costa Smeralda prevedono la sperimentazione del pistacchio, e all'interno di essi proseguire tutta la produzione normale, quindi non solo le arboree come sempre, grano o quant'altro, ma anche il pascolo nel momento in cui i terreni sono a riposo. È un'opportunità che non possiamo perdere, perché in questo momento abbiamo, con gli investimenti previsti nelle rinnovabili, far decollare anche il comparto agricolo e creare una formazione giovanile che ci permetterà nel tempo di riqualificare tutte quelle aree che tutti gli anni vengono abbandonate. Infatti la Sardegna è la regione con più abbandono nel settore agricolo. Avete fatto anche i conti di quanto in Sardegna a livello di territorio è assolutamente incolto e potrebbe essere interessato al vostro progetto? Tutti i terreni della Sardegna vengono divisi in diverse aree. Ovviamente abbiamo tantissimi siti super vincolati, e da una normativa del Ministero dei Beni Culturali, ma anche di recepimento di aree idonee della Sardegna, tutti quei terreni non si possono toccare, quindi dovremo cercare proprio delle aree che sono un ago in un pagliaio, le cosiddette aree idonee, che verranno stabilite anche dal governo, in simbiosi con questo tipo di vocazione. Quindi per quanto riguarda l'agrofotovoltaico non nascerà ovunque, saranno pochissime le zone dove si può fare, e poi l'agrofotovoltaico è comunque un'infrastruttura di produzione di energia per chi la consuma, quindi aziende, cittadini e tutti quelli che ne necessitano, ma ancor più è una nuova infrastruttura, sarà l'infrastruttura dell'idrogeno. L'idrogeno è un gas nuovo, giovane, pulito, la conseguenza finale dell'idrogeno è semplicemente acqua pulita, quindi può coesistere tranquillamente con la nostra terra, che può essere la perfetta regione per vocazione di idrogeno, perché possiamo produrla e venderla nel mondo. Anziché comprare il gas dai russi, diventiamo noi russi, produciamo il gas, produciamo energia e la rivendiamo. Oggi c'è l'opportunità della comunità energetica, che permette di fare in modo che siamo noi gli artefici, noi produciamo l'energia, possiamo esserne finanziatori, noi sardi, quindi parliamo di una Sardegna rinnovabile, ma ancor più di un'Italia rinnovabile. Oggi mando un appello per un movimento che partirà proprio oggi da qui, dal Teatro Massimo, dove ci sarà il movimento Italia Rinnovabile, e chiama tutti coloro che credono in questo progetto, che vogliono liberarsi dal caro energia e che vogliono
prodursi tutto quello che li necessita, perché produciamo l'energia dal sole e dal vento possiamo utilizzarlo nelle nostre case e nelle nostre aziende, ma allo stesso tempo, grazie al progetto del PNRR che lo finanzia, possiamo tranquillamente produrci anche l'idrogeno per le nostre auto, per i nostri treni e soprattutto per i nostri trattori, che sono fondamentali per la produzione dell'agricolo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede che in tempi brevissimi tutto questo debba essere concretizzato. Abbiamo 5 anni importantissimi. Come potete vedere, noi dobbiamo fare i conti con una spesa nazionale di gas di 7 miliardi. L'Europa ha pensato che possiamo diventare completamente indipendenti dal resto dei produttori di gas e di fossile, quindi questo ha creato dei disordini. Ecco perché stiamo parlando anche di sicurezza nazionale. Sono temi molto difficili da raccontare perché le istituzioni sicuramente non sono pronte a recepirli e anche i cittadini pensano che sia un mondo fantastico che non avverrà mai. Invece no. La Comunità Europea ha scritto tutte le direttive, l'Italia le ha già recepite attraverso il governo Draghi, hanno attuato i decreti di semplificazione e questo tra l'altro è stato anche dotato di un ottimo portafoglio, perché il PNRR per i prossimi 5 anni avrà 6, ma 6, uno è già andato, parliamo di 5 anni dove sono previsti per il comparto del green 27 miliardi e più. Quindi più abbiamo la dotazione per la mobilità sostenibile. L'idrogeno è presente oggi con delle tecnologie che stanno migliorando costantemente e prevede una spesa di 2 miliardi che tutti noi, avendo le batterie o gli elettrolizzatori, possiamo produrci. La vostra azienda è operativa da 17 anni, lei è molto giovane, come è arrivato a questi temi? Allora, io provengo dal settore immobiliare e purtroppo quando ci fu la crisi di Lehman Brothers, le crisi delle banche dove il comparto edilizio ha avuto praticamente un crollo, io mi occupavo sempre di gestire fondi di investimento. Mi sono imbattuta nei fondi di investimento etici, vuol dire che i ricchi, cosa strana perché suona male, avevano deciso di ritagliare una parte dei loro grossi guadagni per dei progetti etici. Questo delle rinnovabili, per esempio, è il progetto migliore. Quindi anche nei ricchi c'è una parte di buono. Quindi io mi sono specializzata in questi anni partendo dai fondi di investimento immobiliari speculativi, sono caduta a questo discorso che è il fondo di investimento etico nel settore delle rinnovabili. Quindi la maggior parte degli impianti realizzati da noi in Sardegna entro il 2013, nelle aree industriali all'epoca, ha speso i soldi della municipalizzata di uno Stato, del fondo pensionistico di un altro Stato ancora. E sono tutte cose che oggi si possono fare, si possono ripetere, il settore è sempre più sentito anche dalla società, quindi ognuno può decidere di essere artefice del proprio futuro. Abbattiamo la bolletta, abbattiamo i nostri costi e prendiamo in mano il nostro futuro. Italia Rinnovabile sarà il movimento che accoglierà tutte queste richieste e sarà disponibile per dare informazioni a tutti quelli che lo vorranno. La domanda di rigore è che rapporto avete in questo momento in cui la Regione Sarda deve presentare dei progetti? Il vostro settore è tra quelli previsti, è al primo posto nella tabella del PNRR. Come vi state muovendo? Diciamo che tutti ci stiamo muovendo in ordine sparso, perché la Regione Sardegna purtroppo continua a insistere sul gas, il vecchio gas. Noi vogliamo spingere sul gas naturale, quindi comunque sull'idrogeno. Le infrastrutture per produrre l'idrogeno sono necessarie. Servirebbe il recepimento da parte del Presidente Christian Solinas, a cui noi mandiamo un appello, visto che è giovane come noi. Mandiamo l'appello di recepire la direttiva europea e la direttiva nazionale, non deve fare niente di più, niente di meno. La Regione Sardegna è già dotata di un elenco di aree idonee che permettono di fare una grande selezione delle aree che possono essere utilizzate.
Ancor più nel nuovo regolamento nel nuovo decreto che è stato approvato dal governo italiano a novembre 2021, la 199 del 2021, è previsto che anche le aziende dovranno avere determinati requisiti, quindi niente più speculazione, perché daremo in mano lo sviluppo a chi sa fare questo mestiere. Mi appello al Presidente Cristian Solinas affinché lui si faccia promotore di questo sviluppo. La Sardegna lo merita, la Sardegna ha la possibilità di essere liberata dal cappio dell'energia e può essere parte attiva per diventarlo nel mondo. Dopotutto non lo dico io, lo dice l'Enea, lo dice il WWF, lo dice la Lega Ambiente e ancor più in primis lo dice la Comunità Europea. Il MITE attraverso il suo sviluppo sono stati finanziati i soldi per poterlo fare, diamo gambe in Sardegna e diamo voce a tutti quelli che credono in questo progetto. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, siamo all'ospedale Microcitemico, una delle eccellenze della medicina isolana, dedicata non soltanto ai bambini ma soprattutto alla ricerca, soprattutto a quelle che possono essere le strade di una prevenzione sempre più efficace, sempre più vicina ai cittadini. Ho qui con me i coordinatori dell'AINAT, un'associazione che mette assieme la disciplina della neurologia, parlo della dottoressa Basciu e del dottor Mellino, e in questo momento non si tratta però di approfondire soltanto la loro disciplina, si tratta di capire cosa si sta realizzando, ovvero un'unione che possa fronteggiare le demenze. Circa 18.000 sardi le devono avere molto a mente, perché assieme alla malattia ci sono le cure, le terapie, la prevenzione, la clinica, i passaggi col medico di medicina generale. Tutto questo è stato
come dire, messo all'interno dello stesso scenario da Michele Boero, che è un medico di medicina nucleare dell'ospedale Bruzzo, dell'Arnas Bruzzo, come viene chiamato da non molto tempo, ed è nato un ponte molto importante, anche perché gli sviluppi futuri non li conosciamo, che unisce la neurologia appunto, i medici di medicina nucleare, la clinica, la medicina di famiglia, la geriatria, insomma tutta una serie di specialisti che si stanno avvicinando alle esigenze del territorio. Io inizio dalla dottoressa Basciu. Dottoressa, quali saranno le risposte da dare al medico di medicina generale che fronteggia un proprio paziente alle prese, poniamo, con l'Alzheimer, con i primi segnali di Alzheimer? Noi stiamo cercando di mettere le basi per un percorso dove il medico di medicina generale saprà di potersi rivolgere ai vari neurologi del territorio, che sono inevitabilmente il primo contatto con lo specialista, neurologi o geriatri, perché in questo caso stiamo collaborando anche con i geriatri nel territorio, e quindi sapere che ci saranno degli specialisti pronti ad accogliere le problematiche del paziente e da lì indirizzarlo magari nei centri ospedalieri, dove potranno svolgere magari degli esami che non possono essere svolti nel territorio. Parlo appunto degli esami di radiologia o degli esami di medicina nucleare, o per fare delle valutazioni comunque specialistiche di secondo livello, dei test che magari non possono essere fatti nel territorio. Quindi il medico di medicina generale deve sapere di poter indirizzare a un paziente a un determinato medico, e da lì comunque il paziente non si ferma, farà la sua rete e poi quel paziente tornerà al territorio, perché non possiamo pensare che un paziente che viene magari dalla periferia, da un paese lontano, possa essere seguito in tutto il suo percorso magari a Cagliari, e quindi questo può essere utile. Quindi una prima risposta anche, dottor Mellino, mi rivolgo a lei, a quelli che sono i passaggi nelle strutture ospedaliere. Il medico di medicina generale trova un supporto nella rete che state creando e ha dei riferimenti. Quali sono i primi segnali per capire che una paziente in casa, una persona in casa può avere un certo tipo di demenza, di disturbo cognitivo? È una domanda complessa. Molto spesso i familiari si preoccupano dei loro pazienti, dei loro familiari, anche attraverso piccoli segni, piccole dimenticanze, il dimenticarsi la luce accesa, oppure anche, cosa posso dire, i rubinetti dell'acqua, il gas, oppure le ripetizioni costanti e continue di frasi semplici che vengono richieste ripetutamente. Il concetto fondamentale è che il medico di famiglia può ascoltare diversi sintomi, può avere tante indicazioni. Il problema è nel momento in cui ha il sospetto diagnostico dove poterlo indirizzare. Il lavoro che stiamo creando con Michele Boero vuole essere quello di far portare il medico di medicina generale ad avere un rapporto, se possibile, più intenso con lo specialista ambulatoriale, con le difficoltà che ci sono, ma con un'apertura da parte dei neurologi del territorio e dei geriatri verso la figura del medico di medicina generale, che deve mandare comunque come primo, diciamo, intervento diagnostico al neurologo del territorio, e successivamente sarà il neurologo stesso che spedirà al centro in maniera più oculata per fare determinate diagnosi ed esami di secondo livello. Dottoressa Basciu, se lei dovesse chiedere a chi organizza i servizi assistenziali, qual è la prima domanda? Lei fa parte dell'AINAT, che è l'associazione che vi raggruppa e che sta ragionando, sta riflettendo sulle criticità del territorio. Quale sarebbe la prima richiesta? Non impossibile, evidentemente. Beh, una delle nostre maggiori difficoltà come neurologi territoriali è anche il tempo, nel senso che noi abbiamo dei tempi di visita abbastanza brevi, in cui magari dobbiamo concentrare l'anamnesi, l'esame obiettivo, comunque tutta la valutazione del paziente. Sarebbe opportuno in qualche caso anche fare dei test più approfonditi, che in qualche caso potrebbero essere anche svolti in ambulatorio, perché magari possono essere anche
semplici, diciamo, da gestire, ma non c'è il tempo per farlo, e quindi questo potrebbe essere un inizio, poter avere anche una disponibilità di ore maggiore per poter rivedere più spesso il paziente, più frequentemente, in modo che si senta anche il paziente più seguito anche da noi. Proviamo a entrare un pochino nei numeri del territorio. Quanti sono i neurologi su scala regionale in Sardegna, oppure per quanto riguarda anche la provincia di Cagliari? Adesso qui stiamo parlando dal capoluogo di regione, andiamoci anche, come dire, a spanne, non all'unità. Quali sono i vostri numeri, le forze in campo, e quali potrebbero essere invece le necessità reali? Allora, da questo punto di vista, da poco abbiamo fatto una relazione alla SIN regionale, che è la Società dei Neurologi Italiana, e abbiamo presentato una mappa della Sardegna in cui i neurologi del territorio purtroppo sono ridotti, diciamo, al lumicino, perché si parla di circa una ventina di unità, di cui alcuni colleghi già pronti alla pensione, soprattutto nella zona di Cagliari. Noi abbiamo dei validi elementi che stanno andando. Mi perdoni dottore, ho capito bene, cioè 20 neurologi... 20 neurologi del territorio, quindi per carità ci sono tutti i colleghi che lavorano nei centri ospedalieri, però nel territorio, la Sardegna è un territorio particolarmente vasto, con difficoltà logistiche per poter arrivare. La dottoressa Basciu e io lavoriamo nel territorio lontani da Cagliari, quindi parliamo di Villa Cidro, di Terralba, se non vado errando, quindi zone comunque che hanno difficoltà. Dovete pensare a dei pazienti e ai familiari che devono farsi, per venire da noi magari pochi chilometri, ma per fare determinati altri esami devono farne parecchi. Ora, proprio a Cagliari stanno venendo a mancare le figure dei neurologi territoriali, che comunque sono importanti per fare un filtro e filtrare, diciamo, le richieste di tutti i medici di medicina generale, per avere dei casi selezionati e per gestire quindi nel territorio stesso dei pazienti che ancora non hanno bisogno magari di fare determinati esami. Dottoressa Basciu, una famiglia ha ormai acquisito certezza che un proprio familiare ha un disturbo cognitivo, un Alzheimer, un Parkinson. Quali sono i suggerimenti, come dire, su scala generale da dare ai genitori, ai fratelli, ai figli? Beh, la cosa fondamentale secondo me è anche che la famiglia non si senta abbandonata, nel senso che sono delle problematiche importanti, pesanti anche per la famiglia, soprattutto per quanto riguarda i pazienti con demenza, che magari in una fase avanzata possono anche cambiare il loro atteggiamento, il loro comportamento. Pensiamo a una moglie che assiste un marito che è sempre stato tranquillo, buono, affettuoso, e cambia completamente il suo atteggiamento, e diventa difficile anche dal punto di vista emotivo gestire una problematica del genere. Quindi sicuramente la famiglia deve essere supportata anche in questo. Non possiamo pensare a una malattia del genere come una malattia solo del malato, ma tutta la famiglia deve essere comunque supportata e deve avere una certa rete alle spalle. Intanto grazie alla dottoressa Francesca Basciu, chiudiamo 30 secondi, non di più, dottor Mellino. Questi due appuntamenti curati appunto dal dottor Boero, se lei mi dovesse dire in una frase a cosa hanno portato, cosa avete raggiunto? Beh, intanto abbiamo creato una maggiore unità fra quello che sono le comunicazioni fra i neurologi del territorio, i geriatri e anche quindi il centro dei colleghi della medicina nucleare, per utilizzare al meglio quelle che sono le metodiche della medicina nucleare. Ma diciamo che questo corso è solo una preparazione al main event, che verrà l'8 e il 9 di aprile, e che è molto importante perché sarà ancora di più un lavoro interdisciplinare in cui saranno presenti anche i radiologi, gli altri colleghi del centro di neurologia, e questo sarà un momento importante. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il pronto servizio ecologico in caso di emergenze con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È stata inaugurata negli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari House of Robotics, la mostra interattiva che aiuta a riflettere sulle potenzialità e i limiti dell'intelligenza artificiale. L'esposizione, promossa da Prima Idea per Opificio Innova con il NOIS e il contributo della Fondazione di Sardegna, è dedicata al tema della robotica e del rapporto uomo-macchina, con esemplari di intelligenza artificiale e robotica provenienti da tutto il mondo. Protagonista indiscusso dell'esposizione è Robot Espian, il robot umanoide più iconico realizzato da Engineers Arts. Dotato di una gamma espressiva incredibile, stupirà i visitatori con le sue doti da intrattenitore. Benvenuti cari amici. Sono Gonario e vi presento la mostra immersiva House of Robotics, un viaggio affascinante nel mondo della robotica. I miei colleghi umani vi faranno scoprire le tante cose che noi robot possiamo fare nella vita di tutti i giorni. Grazie a Opificio Innova, la Manifattura Tabacchi di Cagliari, fino al mese di giugno sarà la nostra casa. Non tutti sanno che la Sardegna, questa terra meravigliosa e antica, è diventata uno dei poli più importanti per l'innovazione nel Mediterraneo. Qui si vive bene. Lo sanno bene i sardi che hanno sviluppato al meglio il turismo e sono maestri dell'accoglienza. Un popolo orgoglioso, di cui sono fiero. Vi ringrazio ancora per essere venuti a trovarci. Un saluto alle autorità e
a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Ora posso aprire le porte della nostra casa. Siete i benvenuti. Buona mostra a tutti. Al termine dei vostri interventi, declamerò per voi una poesia. Antonello Cabras non poteva mancare a questo evento per la presentazione degli esemplari più importanti della robotica a livello mondiale, anche perché io ricordo che 30 anni fa, insieme al presidente Mario Melis, si mettevano le basi per una Sardegna che guardava per la prima volta al futuro. Esattamente così, infatti l'ho ricordato nelle parole di saluto all'inaugurazione di questa interessantissima, importantissima mostra, che siamo stati i primi 30 anni fa. Oggi segniamo un altro traguardo e ho voluto ricordare che forse nei 30 anni che abbiamo alle spalle abbiamo forse perso un po' di tempo, perché avevamo un vantaggio che non abbiamo capitalizzato. Confido che a partire da questa mostra ci ricordiamo del tempo che abbiamo perso e cerchiamo di recuperarlo, perché in questo ambito dell'innovazione abbiamo tanti competitori intorno a noi che non aspettano, e quindi se vogliamo perseguire dei risultati importanti non dobbiamo perdere tempo. Com'era nata questa idea di un centro di ricerca all'avanguardia a livello mondiale nell'isola, a Pula? Era un momento nel quale i cosiddetti supercalcolatori cominciavano ad affacciarsi sulla scena come strutture al servizio, diciamo, della ricerca e dell'innovazione. È una sinergia virtuosa fra la regione da una parte e l'IBM italiana di quel tempo fece nascere l'idea di installare questo supercalcolatore che poi diede vita al CRS4 proprio qui in Sardegna, a Pula. Attorno a questa iniziativa poi sono nate tante ricerche importanti e anche risultati importanti che hanno determinato la vita di questo centro, ma come ricordavo prima occorreva continuare con intensità a sviluppare. In qualche fase ci siamo un po' fermati, non abbiamo seguito l'evoluzione e quindi abbiamo perso tempo e quindi un po' di vantaggio che avevamo rispetto agli altri. Oggi ricominciamo, speriamo di non fare l'errore che abbiamo fatto allora. Ricordo che era stato determinante un viaggio in Svizzera. Sì, perché l'idea di allora era di mettere a capo, a dirigere questo centro innovativo una personalità che fosse nel mondo una personalità già affermata, e pensammo a Carlo Rubbia, che in quel tempo era già un premio Nobel e in quel tempo dirigeva il CERN di Ginevra, e andai io con altri colleghi della giunta a proporgli di venire in Sardegna a accompagnare questa sfida, e lui accettò e rimase qua un bel po' di anni. Cosa vede Antonello Cabras nel futuro della Sardegna? Ma io vedo, diciamo, un futuro basato su queste cose che abbiamo inaugurato oggi, cioè una Sardegna che sfrutta nel migliore dei modi il contesto ambientale, che è un capitale importantissimo che ha, e soprattutto investe nell'innovazione, che come sappiamo non fa fumo, non emette CO2 ed è, diciamo, virtuosa da questo punto di vista. Vedo una Sardegna green che possa essere sede di accoglienza importante per il mondo intero, per chi vuol venire a trascorrere qui una parte importante della sua esistenza, e nello stesso tempo sviluppare queste attività. Presidente Cabras, un'ultimissima cosa, secondo lei ci stiamo confrontando adeguatamente con la possibilità di fondi come quelli del PNRR ripetibili? Ma siamo appena agli inizi. Io spero che abbiamo la capacità di individuare poche cose importanti sulle quali concentrare le nostre energie e non disperdere questa occasione. Confido che sia così. Ed eccoci con Romina Mura, che è Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, oggi in visita alla manifattura tabacchi, grande fermento, alle nostre spalle vediamo scuole di tutta la Sardegna che si alternano per conoscere i nuovi passi dell'innovazione. Quindi un mondo aperto a una Sardegna del futuro. Sì, un mondo aperto da guardare con molta attenzione, perché considerate le cose di cui mi occupo io, può essere
quel braccio armato lo utilizzo proprio in maniera non casuale, per esempio anche nel mondo del lavoro, no? Oggi noi assistiamo all'algoritmo che spesso mette sotto sfruttamento l'uomo, invece questi strumenti, ho visto in particolare un'apparecchiatura che può proprio aiutare coloro che fanno lavori pesanti, quindi nella logistica, nell'edilizia. Ecco, invece la tecnologia, l'innovazione, la robotica a disposizione anche di un affrancamento dei lavoratori anche dalla fatica. A me mi pare molto interessante e mi piace molto l'idea che in Sardegna si investa proprio anche a livello di esposizione. Dei ragazzi che abbandonano la scuola molto giovani e ci sono tanti altri che non lavorano nello studio. Assolutamente, e aggiungerei che questo tipo di suggestioni, di investimenti possono anche aiutare a riscoprire tutta una serie di professioni che oggi sono viste come professioni da non fare anche dai nostri ragazzi, no? Invece da un lato la formazione professionalizzante e dall'altro la consapevolezza che oggi certi lavori che nel passato potevano essere anche usuranti e poco attrattivi possono essere invece realizzati attraverso la tecnologia, può essere una strada che convince anche a riscoprire tutta una serie di professioni che oggi i giovani non scelgono più. Mi risulta che il primo cittadino di Cagliari sia stato anche intervistato dal robot che fa l'accoglienza a questo evento. Sì, diciamo qualche piccola domanda, non una vera e propria intervista, però qualche piccola domanda è stata anche divertente. Cagliari, capitale dell'innovazione fino al mese di giugno. È un tema su cui la città ha sempre espresso una grande forza, rientra nella nostra storia, nella tradizione. In questa città è nato video online, quindi i primi collegamenti internet italiani, poi Tiscali, da cui sono nate tante piccole realtà che poi sono diventate grandi. Questo testimonia che c'è sempre stata una grande vivacità e questa mostra ancora una volta conferma la capacità della città di essere uno dei leader a livello nazionale e internazionale, anche con gli enti di ricerca, con le ricerche, con CRS4, con la stessa università. È una forza che abbiamo, dobbiamo continuare su questa strada e migliorare sempre. Credo che il sindaco di Cagliari sia stato anche contento di vedere la manifattura tabacchi, che sembrava un monumento nel deserto e invece era nel centro di Cagliari, animatissima. Questo sempre, ogni spazio pubblico che un tempo era chiuso, non accessibile, non fruibile, che viene restituito alla città è un risultato importante indipendentemente da chi lo faccia, quindi il sindaco è sempre contento di questi fatti. Sicuramente è uno di quegli spazi che deve ancora avere un pieno utilizzo, nel quale anche la città di Cagliari penso che debba giocare la sua parte. Nel corso della trasmissione, nelle fasi iniziali della trasmissione, abbiamo presentato Summer 2022, Cagliari che propone 4 milioni di biglietti in collegamento con tutta Europa. Anche questa è una delle grandi opportunità che ha la città, diciamo che ci siamo scoperti come città turistica negli ultimi 10 anni, forse poi purtroppo questi ultimi 2 per tutte le vicissitudini che sappiamo non sono stati tra i migliori, però già l'estate scorsa Cagliari ha fatto dei numeri eccezionali, quindi ci fa piacere che ci sia una sinergia anche con la regione che sta lavorando ovviamente con l'aeroporto per garantire un maggior collegamento con le principali città italiane e europee. Devo dire che anche il Comune di Cagliari sotto questo punto di vista si sta muovendo e sta per partire, per uscire anche un piano di comunicazione riservato ad un paio di città italiane e un paio di città europee, con le quali promuoveremo la città come luogo dove si può venire a passare un paio di giorni in totale relax, in totale benessere, approfittando del grande pregio ambientale che ha questa città, dei grandi spazi culturali, dell'offerta culturale, ma perché dell'offerta enogastronomica e anche dell'offerta sportiva, perché è uno spazio, una città dove si vive bene all'aria aperta. E qui il cronista deve incalzare, perché noi abbiamo un'intervista con l'assessore Chessa dove ci dice: abbiamo organizzato dopo l'estate eventi mondiali e poi ci siamo ritrovati ad ospitare campioni nell'Ostello della Gioventù. C'è necessità di più posti letto. Sì, assolutamente, la realtà oggi di Cagliari è
una realtà di circa 6.000 posti letto, di cui 2.000 alberghieri e 4.000 extra alberghieri, quindi da questo punto di vista bisogna migliorare, però le iniziative insomma, da questo punto di vista in corso ci sono. Ricordo che 2 anni fa non c'era l'Hotel Doglio, che stanno arrivando importanti compagnie nell'area diciamo, del centro città, nell'area di via Roma, di viale Regina Margherita, c'è qualche altra iniziativa a Castello, qualche altra, diciamo, lo stesso Palazzo Accardo probabilmente diventerà un boutique hotel, quindi questo testimonia che c'è interesse da parte degli operatori del turismo, quindi delle grandi catene, delle grandi aziende che sono poi quelle che poi portano anche traffico turistico. Ovviamente vogliamo continuare su questa strada, anche l'anno scorso abbiamo incontrato alcuni di questi imprenditori che vogliono investire in città per creare strutture di livello. Penso che questa sia la strada che la città deve seguire. Perfetto, grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ed eccoci con Valeria Sarta per parlare di questa esperienza con una mostra che sta raccogliendo grandi consensi e che ci parla di una innovazione che cambia così come sta cambiando la regione. Si parla tantissimo di innovazione digitale. Sì, è importantissimo. Io ringrazio oggi chi mi ha invitato, quindi l'Opificio Innova e la Fondazione Sardegna, che hanno realizzato la prima mostra a livello regionale sulla robotica, quindi un evento importantissimo per la nostra regione che va a testimoniare che anche la realtà sarda è veramente all'avanguardia su questa tematica. In più l'innovazione, come stavamo dicendo prima, che rappresenta la regione Sardegna, in questo caso la direzione che io rappresento, Innovazione e Sicurezza IT, veramente anche lì tantissimi lavori per la pubblica amministrazione. Quindi una regione che cambia, meno burocrazia e molto da raccontare sulla rete. È il momento di dare spazio veramente
ai nostri giovani che stanno studiando soprattutto nelle facoltà di informatica e ingegneria. Ecco, abbiamo visto infatti che qui ci sono dei corsi che si alternano per i ragazzi delle scuole superiori che arrivano da tutta la Sardegna. Quindi da una parte i robot che fanno i lavori manuali e oggi è necessario studiare e avere competenze. Quello è di assoluta importanza, senza l'uomo non si va da nessuna parte, va bene la robotica, va bene la scienza, l'innovazione, ma ci deve essere sempre una base umana e questa base umana noi la stiamo formando, nel nostro caso con l'Accademia della Cyber in Regione, che è la prima accademia in Italia che si occupa di pubblica amministrazione. Esattamente la formazione dei referenti informatici di tutte le direzioni degli assessorati regionali che sono adibiti a gestire un attacco informatico, quindi qualora dovesse esserci un altro attacco, perché da poco poi siamo stati purtroppo attaccati, riescono a gestirli con delle misure che noi spieghiamo. Quindi avete organizzato una security regionale? La prima academy sulla cyber security in Italia, sulla pubblica amministrazione. Carlo Vannoni ha contribuito alla realizzazione di un progetto assolutamente riuscito, che è un lavoro di un anno. Sì, è un progetto che è ormai strutturale. Fondazione di Sardegna ha una sua società strumentale che si chiama Innois, che collabora in maniera stabile con Opificio Innova. Abbiamo iniziato l'anno scorso con Illusion, questo è un passo ancora in avanti e devo dire io sono molto contento oggi perché Manifattura e Opificio in particolare si sta caratterizzando come un posto dell'innovazione e della divulgazione scientifica. Io tengo moltissimo a questo aspetto. I giovani sardi, non tutti, hanno la possibilità di viaggiare e di girare il mondo. Certo, c'è internet, c'è tutto quello che volete, però poter accedere a delle esperienze così importanti è un fatto di crescita enorme. In più ci sono i laboratori, quindi le scuole vengono qui e imparano altre cose nuove. E questo è importante in una regione che si distingue a livello nazionale per l'abbandono scolastico. Assolutamente sì, è uno dei temi storici e strategici che abbiamo. Credo molto che portare i ragazzi su argomenti e opportunità di lavoro, perché poi alla fine le due cose sono collegate, argomenti come questi, l'innovazione, la robotica, l'information technology, sono tutti temi che da un lato possono tenerli dentro il sistema e dall'altro favorire la loro uscita successiva in un mondo del lavoro più adeguato, evitando tutti i problemi che sono quelli dei cosiddetti NEET, no? Ragazzi che non studiano, che non lavorano, che non stanno facendo imprenditoria. E le conclusioni di questa lunga passeggiata a Manifattura Tabacchi per la mostra di robotica le facciamo con Graziano Di Paola, con il quale l'avevamo presentata 15 giorni fa. Tanta curiosità, tanto pubblico e spazio fino a giugno per conoscere questi prototipi che ci renderanno la vita più facile nel futuro. Beh sì, è uno sguardo, è una scoperta di che cosa ci aspetta nel futuro e probabilmente la più ampia mostra su tecnologie robotiche e robot, anche umanoidi, che abbiamo mai visto in Italia. Abbiamo la fortuna di averla in Sardegna, quindi invito tutti quanti a venirla a scoprire, sia per scoprire che cosa ci aspetta, che cosa si può fare, quali sono le tecnologie robotiche e come possono entrare nella nostra vita, sia anche per il mondo delle imprese e il mondo dei professionisti, perché nella mostra ci sono diversi robot che provengono dal mondo industriale e oggi il mondo della robotica, il tema della robotica per l'automatizzazione dei processi industriali, non soltanto di quelli industriali ma anche di quelli dei servizi, se pensiamo per esempio a tutto il tema dell'accoglienza, del customer care, è qualcosa che va considerata nei processi di innovazione del sistema produttivo sardo. Noi abbiamo per fortuna una buona tradizione in Sardegna sulla produzione di tecnologie e know-how in campo informatico e è importante il tempo, lo scopo di questa mostra è quella di contribuire a un'accelerazione sul tema della robotica sia nel sistema delle imprese sia nel sistema dei servizi, perché riteniamo che sia assolutamente importante cogliere questo momento. Alle nostre spalle ci sono sempre giovani che si alternano e che vogliono conoscere sempre di più. Cosa racconta a questi ragazzi? Allora, noi abbiamo delle attività in Opificio Innova qui a Manifattura Tabacchi di Cagliari che sono non solo di informazione, divulgazione, sensibilizzazione sull'innovazione a 360 gradi, ma facciamo anche attività di promozione dell'innovazione e di coinvolgimento
dei giovani. Una delle attività che stiamo facendo insieme a Innois e a Fondazione di Sardegna è quella di organizzare delle competizioni creative per trovare, ideare, pensare, immaginare delle soluzioni nel campo della domotica, nel campo della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili, che sono dei temi che oggi sono diventati assolutamente all'ordine del giorno. E tra le iniziative che facciamo ce n'è una che è un hackathon, è una competizione in 5 tappe. Abbiamo scelto 4 scuole della Sardegna, ciascuna scuola fa una competizione tra le proprie classi su un tema specifico, vince il team che ha la migliore idea e il team lavora per una giornata intera con dei coach, dei mentor che li aiutano a ragionare in chiave professionale, insomma in chiave avanzata su come si elabora un'idea innovativa e come si potrebbe immaginare di realizzarla. Alla fine della giornata viene premiato il team con l'idea migliore e i 4 team che hanno iniziato a sfidarsi, che hanno partecipato e hanno vinto le competizioni che sono iniziate a novembre 2021, si sfideranno tra maggio e giugno in una finale tra le 4 scuole che hanno partecipato. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo coinvolgendo le giovani generazioni nel processo di creazione di un ecosistema dell'innovazione che comprende anche una cultura dell'innovazione, un'informazione, una sensibilità al tema dell'innovazione che non è soltanto tecnologica ma può anche essere sociale, per avvicinare le giovani generazioni sin dall'età scolastica a questi temi. Stanno per partire i titoli di coda della trasmissione e mentre parlava andavano in onda immagini dei robot che sono straordinari, ma quando si decide di organizzare una mostra che può essere tra le più importanti mai realizzate, come si entra in contatto con i protagonisti, con quelli che realizzano i robot? Beh, noi oggi abbiamo inaugurato una mostra a cui stiamo lavorando da un anno. Abbiamo contattato le principali industrie di produzione di robot al mondo. Abbiamo robot che vengono da tutto il mondo, ma abbiamo fatto anche una cosa molto importante. Abbiamo valorizzato anche la creatività e l'ingegno isolano, perché ci sono anche 2 robot che sono stati costruiti da ingegneri sardi. E questo perché crediamo che oltre al meglio che si possa trovare al mondo su questo tipo di tecnologie vada anche valorizzata quello che speriamo diventi sempre di più una punta avanzata del sistema di produzione isolano. Quindi li abbiamo contattato le varie industrie, abbiamo già rapporti consolidati con loro da vario tempo, che non sono soltanto industrie internazionali, cito soltanto Ars Technology, che è l'industria britannica che produce il robot Espian, il nostro bonario, e venitelo a vedere perché è impressionante, è un robot umanoide alto quanto me, che parla, si muove, canta, recita e così via. Ma abbiamo contattato anche coinvolto il nostro partner Comau, che è un'industria nazionale che ha una posizione di primaria importanza a livello internazionale, con cui abbiamo un accordo sulla robotica educativa. Noi facciamo laboratori per la robotica educativa per le scuole, abbiamo già iniziato e vi invitiamo a andare sul sito www.opificionnova.it per scoprire tutto ciò che c'è intorno ai robot, che non è soltanto l'esposizione ma anche informazione e formazione per i ragazzi. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.